Ciao dalla casa delle farfalle, sono Francesco e sono qua pressoché da solo, mi sto occupando di alcuni dei nostri animali. Oggi è la giornata dello scarabeo vellutato, uno dei miei insetti preferiti. È un grosso scarabeo africano che noi alleviamo tutti gli anni e oggi è arrivato il momento di cambiare il substrato alle larve. Perché larve? Perché gli scarabei, come le farfalle, hanno uno stadio larvale e in effetti adesso ne cerco una per farvela vedere perché è veramente impressionante. All'interno di questo recipiente c'è una miscela di foglie di quercia e di terriccio, di terriccio universale, e serve proprio per nutrire le larve di questi scarabei che appunto vivono sempre sottoterra. Eccola qua. Questo, guardate che larva gigante, devo stare attento perché ha delle mandibole non indifferenti. Questa è una larva ormai grande, l'ultimo stadio di questo scarabeo vellutato, Mecinorrhina torquata ugandensis. Questa larva, come dicevo, è già all'ultimo stadio, tra pochi giorni, forse 1 o 2 settimane, si trasformerà in scarabeo. Prima però si deve chiudere all'interno di un bozzolo, proprio come fanno alcune farfalle. Questa larva, come vedete, è un grosso tubo bianco, perché? Perché è semplicemente un apparato digerente, perché durante la sua vita la larva si nutre e basta. Quindi tutto quello che deve fare è convertire appunto le sostanze nutrienti che trova in queste foglie marce, legno marcio, in tessuti. La larva dura di solito parecchio, è lo stadio più lungo della vita di questi animali, come nelle farfalle e anche in molti altri insetti. Quindi in questa specie la larva di solito dura circa un anno e mezzo. Questo vuol dire che questa qui è già più di un anno che è dentro questo suo contenitore che si sta nutrendo appunto di queste foglie di quercia marce. Adesso la ripongo all'interno del contenitore. Ci sono larve che si sono già richiuse nel loro bozzolo. Come vedete questo è un grosso bozzolo, infatti immagino che da qua uscirà un bel maschio, perché i maschi sono più grandi delle femmine in questa specie. All'interno del bozzolo c'è la pupa, un po' come nelle farfalle, vi ricordate che dopo il bruco diventa una crisalide, dalla crisalide esce poi la farfalla con le ali, la farfalla adulta. Ecco, invece in questo caso all'interno di questo bozzolo non c'è una crisalide, ma c'è la pupa del coleottero che è paragonabile alla crisalide della farfalla ed è lo stadio in cui l'animale subisce appunto la metamorfosi. Questo stadio dura circa un mese e mezzo, dopodiché l'animale adulto uscirà. E adesso vedo di farvi vedere un bozzolo aperto in cui si vede all'interno la pupa di questo scarabeo. È immobile ovviamente e all'interno stanno avvenendo tante trasformazioni. Tra circa un mese potremo vedere di che colore sarà questo splendido scarabeo, perché? Perché possono nascere anche di diversi colori. E in realtà quest'anno è nato il primo scarabeo vellutato che adesso vi farò vedere, se lo trovo da qualche parte, perché anche lui di notte magari se ne va sottoterra, mentre di giorno sta fuori a mangiare la frutta che gli diamo noi. Eccolo qua. Devo fare attenzione non perché sia pericoloso, ma perché se si spaventa produce una sostanza molto puzzolente e a parte che, ok, non è che io abbia tanto bisogno di socialità in questo periodo, nel senso che non ne ho neanche la possibilità, però vi assicuro che è un odore veramente sgradevole. Ed ecco lo splendido scarabeo vellutato. Oltretutto questa è anche della rarissima colorazione blu. In natura possono essere anche marroncini, verdi, alcuni viola. Viene chiamato scarabeo vellutato perché se tastiamo la sua superficie sentiamo che è proprio vellutato. Infatti se lo guardiamo al microscopio vediamo che la superficie, quella esterna,
è proprio ricoperta da una fittissima peluria microscopica. E perché? Come mai? Ma potrebbe essere che questa peluria lo renda idrorepellente, che sono animali che vivono nelle foreste pluviali, quindi in ambienti dove devono essere preparati all'acqua, a tanta acqua. Come potete vedere, anteriormente ha un piccolo corno, da questo capiamo che si tratta di un maschio. Solo i maschi hanno questo corno che utilizzano per combattere con altri maschi. Combattere perché? Per la femmina, perché come in altre specie i maschi appunto si esibiscono o comunque competono. La forza in questo caso è determinante. Infatti in questa specie i maschi sono più grandi delle femmine, come in altre specie in cui la forza è determinante per conquistare la femmina. Guarda caso anche negli umani. Stava per volare lo scarabeo, avete visto? Perché e sento un odore più vegetale che sgradevole. Chissà che cosa mi vuole dire. Ecco, adesso non posso che augurare a questo scarabeo di vivere più possibile. Di solito possono vivere anche 3-5 mesi gli adulti, che è tanto per un insetto, e vi ricordo che le farfalle vivono una settimana o poco più. Questo scarabeo invece può vivere per mesi, e spero che abbiate tempo di venire ad osservare questo splendido esemplare qui alla Casa delle Farfalle. Ciao!